Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Visita della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, questa mattina al CRO di Aviano nell'ambito della missione istituzionale nel Friuli occidentale. È stata accolta dalla dirigenza dell'Istituto dei Tumori e dalle autorità del territorio ed ha visitato, rimanendo profondamente colpita, l'area giovani che offre cure a bambini e ragazzi. Il CRO di Aviano si è raccontato dagli esordi degli anni '80 alle speranze legate alla protonterapia del 2025 alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in visita istituzionale nel Friuli occidentale, accolta dalla direzione dell'istituto e dalle autorità, ha poi visitato l'area giovani che si occupa di cure per bambini e ragazzi, un incontro che l'ha profondamente toccata. Molte emozioni e ho visitato questa sala che è una sala dove i pazienti si incontrano, dove leggono, dove scambiano le loro impressioni, dove svolgono alcune attività anche ludiche e poi lasciano i loro pensieri in questa striscia che racconta la loro vita, le loro emozioni e la loro gioia quando escono. È veramente un progetto integrato che è straordinario. Io sono rimasta molto colpita. Prima di continuare il suo tour al Polo Tecnologico e alla Cimolai di Pordenone, la Presidente ha rimarcato l'importanza di istituti di ricerca come quello di Aviano. Quando uno in sanità parla di progetti, parla di professionalità, di formazione, di ricerca scientifica, quello che mi colpisce moltissimo di questo centro è quello che si definisce la presa in carico del paziente e quindi questa attività personalizzata per queste persone che sono affette da malattie gravi. Parliamo di un caso di assenteismo. Anziché stare al lavoro si recavano al bar, in centri commerciali, in abitazioni private o in altri uffici con le auto di servizio. Per questo motivo 5 tecnici manutentori dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Gorizia. Come appurato dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, i 5 dipendenti con cadenza pressoché giornaliera raggiungevano le strutture esterne dove dovevano prestare servizio e qui sostavano solamente alcuni minuti, spesso nemmeno fermandosi e percorrendo itinerari di fantasia ingiustificati di decine di chilometri. Attraverso indagini tecniche e pedinamenti sono state accertate numerose condotte di possibile rilevanza penale con riferimento all'indebito utilizzo dei veicoli di servizio e al sistematico allontanamento dalle normali attività lavorative. I finanzieri addebitano a 4 assenteisti incalliti oltre 5.000 chilometri indebitamente percorsi e almeno 230 ore di lavoro perse. Gli indagati dovranno ora rispondere dei reati di false attestazioni di presenza in servizio e di peculato. La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto 23 lavoratori stranieri completamente in nero, denunciati 3 clandestini e l'imprenditore italiano che li ha impiegati. Sono 4 le aziende sospese. Erano intenti a piantare le barbatelle, le viti e a raccogliere gli asparagi. Lavoratori agricoli con la particolarità che a un successivo riscontro sono risultati irregolari e sottopagati. 23 i braccianti scoperti dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pordenone in un'area compresa tra San Vito al Tagliamento e Morsano. 3 di questi addirittura erano clandestini, sono stati poi denunciati come l'imprenditore italiano che li impiegava. 4 le aziende complessivamente nel mirino. I controlli hanno preso spunto dalle indicazioni pervenute a livello centrale sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dal Comando Generale della Guardia di Finanza, confermate e supportate dalla Prefettura del Pordenonese che nei mesi scorsi aveva indetto un tavolo contro il lavoro nero. In 2 giornate di controlli le Fiamme Gialle assieme ai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro hanno individuato le aziende sospette. Una di queste impiegava per il 100% lavoratori in nero, ovvero 7 su 7, le altre 3 al 50%. Tra i coltivatori 4 erano anche richiedenti asilo. Ora gli imprenditori indagati dovranno pagare una sanzione di 1.800 euro per bracciante irregolare, maggiorata del 20% nello specifico per l'assunzione di lavoratori stranieri clandestini o richiedenti asilo.
Prosegue l'avvertenza della Flex di Trieste. Oggi l'azienda ha informato le parti sociali che al momento gli annunciati esuberi sono sospesi. Ci sarà un nuovo incontro alla Mise martedì prossimo. Ci aggiornano su tutto in diretta Andrea Pierini. Buongiorno dall'esterno della Flex a Trieste, siamo in strada di Montedoro, in questo momento vedete alle mie spalle che si stanno radunando i lavoratori. Perché cosa è successo? È successo che si è appena conclusa l'assemblea nel corso della quale i sindacati hanno relazionato dopo l'incontro di questa mattina al Mise. L'azienda ha detto che sospende gli esuberi dei lavoratori interinali e che ci sarà un nuovo incontro martedì nel corso del quale dovrebbe, sperano le sigle sindacali, presentare finalmente un piano economico che non è mai stato presentato. I lavoratori si sono radunati in assemblea e hanno deciso di proclamare lo sciopero fino a martedì, anche per far capire all'azienda che non ci sarà nessun passo indietro. L'obiettivo è quello di mantenere tutti i posti di lavoro. Qual è la situazione? Flex impiega circa 525 persone, in questo momento si parla di 80 esuberi quasi sicuri fra gli interinali, più altri 200 esuberi tra i dipendenti a tempo indeterminato, perché l'azienda vorrebbe spostare la produzione all'estero, la produzione di apparati per la fibra ottica, praticamente per le comunicazioni, quindi quelli scatolotti che ci sono tra i cavi di fibra ottica e che consentono al mondo di restare connesso. Ovviamente è intervenuta la Regione, è intervenuto il Mise e ci sono queste trattative. Ieri c'è stato un primo tavolo al termine del quale l'azienda ha chiesto tempo, perché di fatto si è presentata senza un piano industriale, e oggi c'è stato questo piccolo passo avanti, anche se non c'è molto ottimismo fra le sigle sindacali. Per questo è stato indetto lo sciopero a oltranza fino al prossimo tavolo. Se non ci sono domande da studio io ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Pierini. Un'anfora di epoca romana è stata recuperata nella foce del fiume Timavo tra Monfalcone e il villaggio del Pescatore, un reperto archeologico che è stato notato da un cittadino che lo ha segnalato alle forze dell'ordine. A eseguire il recupero poi i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine, che sono riusciti a individuare l'anfora a 4,5 metri di profondità. Le operazioni sono state svolte in collaborazione con la Soprintendenza alle Belle Arti e sono state accelerate in quanto la notizia del rinvenimento si era diffusa diventando di dominio pubblico. La paura era che appassionati e collezionisti potessero entrarne illecitamente in possesso. Raggiunto il punto, il reperto è stato imbragato in una rete giapponese alla quale è stato agganciato un pallone di sollevamento subacqueo. Il contenitore di ceramica delle dimensioni in altezza di 80 cm e di 35 cm di diametro, secondo le prime valutazioni degli esperti, risale al I secolo a.C. ed è di produzione alto-adriatica. Si avvicinano la Pentecoste e il Corpus Domini e a Lignano si preparano all'invasione dei giovani austriaci. Per evitare spiacevoli episodi già accaduti in passato, alcol, danneggiamenti, risse e assembramenti, la località si sta preparando a tamponare e prevenire possibili emergenze. Proprio per evitare disagi sarà rafforzata la presenza delle forze dell'ordine, anche grazie all'arrivo di personale da Bolzano e dall'Austria. A stabilirlo è stato il comitato tecnico che si è tenuto nelle ultime ore tra gli amministratori, il questore di Udine, la polizia municipale e i rappresentanti delle categorie economiche del territorio. A Monfalcone nella notte c'è stato un tentato furto ai danni del supermercato Eurospar di via Rossini. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte, allertata dalla centrale. In pochi minuti è arrivata una pattuglia del Corpo Vigili Notturni. Dalla verifica interna con la Polizia di Stato è stato accertato che uno o più malviventi avevano tentato di scassinare la porta scorrevole per l'uscita dei clienti e forse spaventati dalla sirena e dall'arrivo delle guardie, i ladri si sono dati alla fuga causando solamente danni alla struttura. Come invecchiare bene? Per rispondere alla domanda, esperti, specialisti sono stati chiamati a raccolta a Colloredo di Montealbano dall'associazione Italian Longevity League. Vediamo. 2 giorni di convention al castello di Colloredo di Montealbano per parlare di longevità attiva. Sono cominciati i lavori promossi dalla Italian Longevity League, associazione che ha chiamato a raccolta specialisti di varie discipline, accomunati da un obiettivo: far sì che la popolazione possa invecchiare bene. La ONLUS che presiedo è l'Italian Longevity League, nata 4 anni fa, prima del periodo Covid, e che ha avuto il suo exploit in questo anno, cominciare da gennaio, quando l'abbiamo calata in società.
e abbiamo iniziato i lavori del congresso, che è andato sold out nel primo mese. Una società scientifica multidisciplinare, coinvolge dai chirurghi ai genetisti, dai microbiologi ai medici funzionali, a chi fa mindfulness piuttosto che bioarchitettura, ai ristoratori e alla società comune. Perché a tutti interessa invecchiare bene. Il Colloredo di Montalbano è precursore a livello nazionale, perché questa è un'unica società così multidisciplinare, per alcuni aspetti fondamentali. In primis che la nostra genetica non determina completamente la nostra vita, ma molte cose che noi facciamo possono cambiare il nostro codice genetico e permetterci di cambiare durante la vita stessa l'andamento della nostra vita. Seconda cosa, che l'invecchiamento è, come tante altre malattie, qualcosa di curabile e di prevenibile. E terza cosa, forse la più importante, è che tutte le malattie che noi cerchiamo di combattere, io sono un chirurgo, dalle malattie vascolari alle malattie oncologiche, se anche fossero debellate con 15 farmaci e i più grossi interventi chirurgici, ci porterebbero, come ci portano nella media mondiale, a un guadagno di vita di 3-5 anni. Invece, se noi combattiamo l'origine principale di tutte queste malattie, che è l'invecchiamento, come hanno dimostrato gli studi sui centenari, potremo guadagnare 15-20 anni di vita in salute. E cerchiamo la salute della popolazione piuttosto che curare solo la malattia della popolazione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. A seguire ora l'appuntamento di oggi con In Giro. Vi porteremo con Daniele Pontoni sul Colovrat e poi a voi la linea. Grazie per l'attenzione e a più tardi.